Oh no. È rimasto così, mi è rimasto il gioco. Ah, no. Anzi, vai, Angelo. No, metto pronto, aspetta, come si gioca? Ok, sì, sì, sì. Cosa? No, non so. La pistola silenziata. Questa bottiglia di acqua senza tappo qua è pericoloso, cioè. Quella bottiglia di acqua qua senza tappo è pericoloso. Voglio posare là dentro perché è tua. Se cade fa un casino. Se cade fa un casino, te un nuovo computer. Voglio mettere là dentro. Mettila lì, ok. Sta facendo il matchmaking. Si chiama così perché c'è fai. Il commercio. Andiamo Mirko? Basta, basta, non lo dico più, va bene, non lo dico più. Vabbè, vabbè. Cos'è? Ah, per comprare monete quelle, sempre dare la testa, Shoppare, shoppare, shoppare. Perché non vedi le armi nel magazzino invece, queste cose qua. Anzi, poi le guardo anch'io a proposito. Nel frattempo che aspetto, c'è un sacco da guardare, c'è un casino. Sblocco 12,96. Cos'è sto 12,96? Lavello, livello al massimo. Oh, allora, ma per questo cacciatore mi fa vedere queste speciali. 35. Esplosivo, fuoco, ok. Lungo, medio.
fare cose. Ok, che qua? Non ho capito niente. Ah, qua lo slot. Ok. Nuovo cosa? Ah, nuovi fucili. Mm. Ho capito qua come funziona comunque l'inventario del magazzino. Cos'è? Beh. Ah? Mm? Don't know. Può darsi. Oh, assolutamente no. Storia. Niente, niente, già. In attesa degli altri giocatori. Poi. Mhm. Enzo. Aspetta, Riccardo, aspetta un secondo.
Vai. Allora, mappa 2, 2. E dove siamo noi è quella la parte più piccola. Vai. Se guardi la mappa è divisa in due. Noi siamo nella parte quella un po' più piccola. Quindi il 2 mi sa che è di nuovo quello schifo, quello di prima. Sì, e basta che tu non ti fai vedere delle sanguisughe, perché sono le sanguisughe che glielo dicono a lui, diciamo. No, i cani! No, i cani! Ci sono i cani qua dentro. Uccidiamoli. Dov'è? Perché non escono la testa? Ma sei entrato? Sei pazzo, ti ho detto ci sono i cani. Morto. I cani che ammazzati. Che ammazzati tu i cani. Ok. Dov'è l'indizio? Là. Qua. È blu, è bluissimo. Secondo. Sì, da questa parte, guarda, di qua si chiude. Là c'è un altro. Anche lo schifo ti ha visto. Andiamo di qua, fai il giro della casa. Riccardo, devi stare attento, non ti devi fare vedere perché sennò ti uccidono. Vedi qua, sei con me. Ok. Vai qua, dritto a nord. Abbiamo letto indizio. Maurizio. Che non diventi un vizio. Oh wow, mostri. Ora apri la storia silenziata, aspetta. Ok. È qua dentro. E dove cavolo si entra? Anche i proiettili ci sono. Era blu, sì. Sono i proiettili qua se li vuoi. Aia. Ok, siamo qua praticamente. E là dentro. Dove sei, Ricca? È qua dentro. E allora? Qua dentro. Aspetta, prepariamoci. Spacca tutto. Non si apre, eh? No, da un'altra parte. Sì? Ah, buono, andiamo. Dai, sbagliamo. A caccio ho mosso. È qua. Spariamo. Che altre cose ho? Qua ho delle bombe, che non so che serve. Attento che ho una bomba, gliela voglio tirare. Se si ferma. No! L'ho tirata ma in acqua non ha fatto niente. Emorragia. Tienilo occupato un attimo che mi curo. Non mi uccide. No, addosso ce l'ho. Vai. Se noi lo colpiamo prima che ci tocca. Non vi do, che hai fatto tu. Anche quando è a forma di mappa pane lo possiamo colpire, mi sa. Vai, devo caricare.
Ai, mi ha colpito. Devo curarmi per forza. No, 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 addosso ce l'ho, addosso ce l'ho. Ora dinamite. Però non è facile da tirare. Attenzione però. Ah, saliamo sopra, via, via, saliamo sopra. Saliamo sopra, che gli posso tirare la dinamite sopra. Sta attento! Ai ai! Ai ai! Leva, 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 leva di nuovo! No, per quando non la salto da raga che a fuoco ha preso! Sparagli! Ah, è finita la dinamite. Ai, a pugno picchia. Dai, ma fa schifo sta cosa. Vai, 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 ti resto, tranquillo. A posto. Curati, curati, curati se ti accurare. Visto che serve casa del domani, domani luce. Non lo so che serve, tanto è bello. Leva, 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 sì, addosso ce l'hai. Ah, ma sogno senza proiettile. Se troviamo una lampada per dargli fuoco, usiamola. Aspetta, devo scattare il giocatore, magari. Non sape che prima si... Ma sei sceso? Oh, qua. No, mi ha colpito, no, tutti in mappa. Ah, saliamo sopra, è peggio sotto, che c'è l'acqua. Poi sparano. Sono caduto. Guarda. Qua, qua è. Attenzione. Vai. Anche falene, no! Saliamo, saliamo su. Non so. Lo so, è mezz'ora ti dico saliamo su, saliamo su, saliamo su. Mezz'ora. Siamo morti. Questo non ce la fa ammazzare. C'è con le farene che sotto ancora. Allora di. No, siamo morti. Sono morto, sì, sono a terra, sono morto. Ah, che ne so. La prossima partita sai come giochiamo? Ci facciamo andare agli altri e quando escono li ammazziamo. Mm? Mm? Gnam 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 gnam.
scorciatoio più costoso che c'era. Vai. Sono dei libri. Eccoli qua. Solo dasto. Vaglia no no. Sogno dasto. Pezzi dasto. Scusate. Prima devi aspettare se uno dice scusate. Se non dici scusate gli puoi dire che è porco. Eh, no, è bellissimo. Bellissimo. Io le cerco queste live, sono le migliori secondo me. Oh, c'è un solo coso. Un solo moscio c'è. Di gambe rock.
sparano. Dentro, me ne... Dentro. Vediamo che ha qua dentro. Mostro, lo uccidiamo. Prima guardalo, se è rosso. Ok. Vai, secondo indizio. Da... Qua è più vicino, di qua, vieni. Andiamo. E c'è questo fuoco direttamente che va, dove che schifa, no, mi ha visto. Va, scappa. Ok, adesso... L'ho uccisa? Vediamo com'è. Vedo le falene, ma non vedo lei. Alzata? Ok. Francesco da Leo Viola, ciao, grazie mille. Vieni di qua, Geffredo. Oh, cos'è qua? Non lo vedo più però. Di qua, abbiamo sbagliato. Ah, come si fa a mancarlo? Bro, è bro. Vai, verso est. Prendi come spara. Proiettili. Oh, magari hai visto se canzone. Li uccidiamo per la missione. Vediamo anche qua. Non sono demoniaci. Oh, ok. Vai, andiamo. Qua sotto. Non so, potrebbe esserci anche il ragno veramente qua dentro. Dicevo.
è sotto la casa, tipo. È sotto la casa. E qua non si può passare. Da dove cavolo si ci va? E tu che spari da qua sotto si ci va, mi sa. Ma non c'è... Oh, c'è qualcuno... E c'è qualcuno che spara, ho sentito di sparare infatti. Nascondiamoci, vieni. Nascondiamoci, loro cercano quell'indizio pure. Aspetta che metto delle mine, metto qualcosa. Dov'è l'indizio proprio? Dov'è l'indizio? Non si vede più. L'hai preso tu? Non lo dovevi prendere. Così loro venivano qua e li uccidevamo. Ah! Ma che vedono? Loro non vedono niente, l'abbiamo preso noi. Devono vedere. No. No, se lo prende un altro loro non lo possono vedere. Riccardo, questo loro non lo vedono. Ancora, perché ha pigliato e basta. Giochiamo che sono qua. Gli facevamo una trappola, gli facevamo. Oh, vicini hanno sparato. O no? E dobbiamo andare verso est. Oh, che è successo? Hanno buttato loro una bottiglia. Ma saliamo di sopra, vediamo se si può salire di sopra da qua. O no? Non è che sono sopra di noi loro. C'è anche il rumore in acqua. Qualcuno ha ucciso il ragno comunque. Sono qua fuori, li ho visti passare forse. Sì, sono passati di qua. Stanno venendo forse, da quella parte. Sì. Io ho visto passare due persone. Senti il rumore in acqua? Tu guarda lì che io guardo la porta di qua. Secondo me sono dentro la casa. Comunque quello la taglia si è preso. Ma 87%. Non è che sono sopra. Cani che abbaiano. Oh, proviamo a uscire, va. Attento. Passa. Dobbiamo andarci a prendere le taglie. Che c'è mappa aggiornata. Aggiornata che significa? Ah, l'uscita, hai visto dov'è? Oh, due uscite ci sono. Ah,
Aspetta, guardiamo la mappa, dove siamo? Lui da lì deve venire verso qua, dritto e dritto. Può darsi che si trova a passare da queste parti. No, no. Se tu guardi la mappa, noi siamo primo di dove lui ha ucciso il ragno. Non li vede? Ah, i lampi, visto, visto, andiamo, andiamo. Cavolo, usciamo da qua, porca Eva, poi è pure lento. Sotto. O se no, gli dobbiamo aspettare l'uscita direttamente. Ma qua siamo vicini, non siamo lontani da dove è lui. Vediamo, fulmini. E io con quella silenziata ho sparato. No, quella silenziata non si sente. A poco che devi essere molto vicino. Si sente, è fatta silenziata apposta, papà. Mamma mia, cosa da nervire. No, tu si devi contestare. Fulmine, dov'è il fulmine? Fuggito con una daia. Allora il fulmine a papà non dice allora dove sono. Usciamo anche noi. Almeno non perdiamo i personaggi. Dove era il mostro dice. No, dove sono loro. Mi sa. Perché non può essere che sono usciti di là. E sono da tutt'altra parte sono uscite. Guarda dove sono uscite. E ora cerchiamo di non farci ammazzare dagli altri. Abbiamo 5 minuti per arrivare all'uscita. Senza morire, è normale. No, qua è chiuso. 4 minuti. E perdiamo il personaggio. Perdiamo la partita. Ecco. No, tu ancora no forse. Perdi anche tu adesso? Non ci sono. Ah? Voi non mi ho perso tanti. Però certo, a un certo punto quando cominci a giocare bene che i personaggi non li perdi e a mano sempre ti diventano sempre più forti, certo quando lo perdi è un casino. Girano. No, sono caduto. Stiamo attenti perché ci potrebbero essere altri qua che devono fuggire e ci ammazzano. Eh sì, noi che mano c'è? Fuggire, fuggire. Un sacco di zombie che ci sono.
missione si concluderà in 2 minuti. Non voglio fare più rumore qua vicino. Qua vicino all'uscita tanto ormai. Qua è l'uscita. Mettiamoci qua davanti alle ruote della barca, via, abbassati. No, 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 mettiamoci qua, così in avanti, miriamo in avanti. Se c'è qualcuno spariamogli subito. Tu guarda a sinistra e a destra. Io qua. Avanti. Vivi per morire un altro giorno. C'è scritto quando finisci, vivi per morire un altro giorno. Non siamo morti, moriremo un altro giorno. Piero capito, ciao, ragazzi mia. Il gioco te lo dice, se solo tu leggessi. Certe volte dico, ma che ci andiamo a fare a scuola? Vivi per morire un altro giorno. È detto il gioco. Sono le 11, andiamo a letto ora. Para, para. Vediamo. Oddio, abbiamo ucciso tanti zombie. I zombie abbiamo ucciso. Vai, livello 3, livello 4, il cacciatore. Guarda quanti livelli che guadagna, anche che non porti la taglia. Quasi livello 37. E ora andiamo a Nanna. Sull'11, Riccardo, passati 10. Ormai c'è la scuola. Oh, no, ho sbagliato scena. Be right back. No, ho messo in pausa. Sì, pausa. Vedo, ti metto la scena questa, guarda. Ah, Riccardo va a dormire, che domani c'è la scuola. E ci rivediamo di nuovo domani. Ciao ciao. No, Edding, be right back. Perché io tra un po' poi io torno.
Fate un po' di pratica finché potete. Presto ci muoveremo. Soldato nemico in arrivo. Battle Royale. Gas diretto verso di voi, è meglio se vi spostate. Ho marcato dell'equipaggiamento. Ho marcato dell'equipaggiamento. Fuoco autorizzato su tutti i bersagli. Cassa di scorte pronta per il recupero. Ce la lascio. Cazzo. Certo. Aggiornati. Passare alla prossima area. Ah, gloria. Cistelli di... Oh, gloria. Scegli che cabana, tu per sapere. Contratto aggiornato. Nuovo obiettivo identificato. Certo.
prendendo terreno. Contratto completato. Tutte le casse di scorte trovate. Se lo mancava. Giochinello mi manca magari. Ah, metterci vicino come fa, perché sennò dopo un Kaiser Soldiers. Stiamo bagoliezzi arma e... Quello che mi mancava. La taglietta. Bersaglio taglia identificato. Fatelo fuori. Oh, ma non mi fa male. Meglio che qua. Cambio zona. Bello campo aperto. Delizioso proprio. Ecco. No, non faccio porta a mettere che mi piace ora. Faccio porta. Sono un coglione. Benvenuti nel Gulag. Dio Chi Cristo. sopravvive conquista la libertà. Pronti allo scontro. Mentre aspetti, insulta pure quei bastardi. E se trovi qualcosa da lanciargli addosso, non fare i complimenti. Oh, Dio. Scontro iniziato. Preparati a combattere. Sei pronto. Vinci qui e ti rimandiamo in prima linea. Se perdi, sei fuori gioco. Fallo fuori. Ti sei fatto valere. Preparati a rientrare in azione. Da cazzo sogno. Bella merda. Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo. Ogni. Sono già visto. No, c'è uno qua, magari. Gas in arrivo. Alla nuova zona sicura. Gloria. Sto con quello.
sempre più campo aperto. La macchina. Gas in arrivo. UAV nemico in volo. Succato a qualcuno. UAV nemico in volo. Sta macchina bella dopo. Sì. UAV nemico in volo. Gas in arrivo. Alla nuova zona sicura.
capisci come cazzo è miso per... Dai. Magari questo pezzo di cesso. Sì, uno mi ha fatto il giro su pezzi di merda sti. Gioca di nuovo. Due cop so. Sta quanto? Quartier generale. Catturate e difendete i QG appena sono disponibili. Ecco il primo messaggio, muoversi. Sono con te. Quartier generale confermato. Stanno catturando il QG, svetti. Abbiamo perso il QG. Soldato, hai perso il vantaggio. È così. Occhio alle spalle! Siamo dalla stessa parte! Sono bastardi. UAV nemico in volo. Abbiamo preso il QG. Perché lì già hanno fatto 45 punti Presto però. ci muoveremo. Ricarico! Salve al prossimo QG. Ricarico! Cambio a terra! Nemico vicino alla rimessa. Mi sa pushtato e stiamo facendo. Quartier generale confermato, muoversi. Partita! Stanno catturando il QG, svetti.
cazzo è? Radar personale nemico in volo. Quartier generale conteso. Prendiamo il quartier generale. Io come metto a giocare a UFC, guarda, c'è sarà vero Call of Duty. Occhio dove spari! Hanno preso il fucile. Granata partita! Ricarico! Sistema troppi inutili. Spazzarlo via. Quartier generale conteso. Radar personale nemico in volo. Granata partita! Quartier generale conteso. Disattiviamo il quartier generale. Attacco a grappolo nemico. Al riparo. Sistema troppi in uso. Quartier generale conteso. Disattiviamo il quartier generale. Quartier generale conteso. Sono arrivati a metà. Datevi da fare. Quartier generale fuori uso. Sistema troppi in uso. Fucile per muoversi. Pronti. Oddio. Nuovo QG attivo. Andiamo. Ma così. Nemico, veicolo sul retro. Mi hanno colpito! Quartier generale attivo, conquistato. Quartier generale. Prendiamo il quartier generale. Devo ricaricare! Granata partita! Quartier generale attivo. Resistete il più possibile. Io non mi aspettava. Una granata! Molotov lanciata! Ancora rinforzi. Aspetta Magari la prossima preciso. ondata. Il nemico disattiva il nostro quartier generale. Progetto con disattivo, stiamo facendo. Quartier generale disattivato, preparatevi. Che devo fare? Che cazzo fare? Occhio dove spari! Ti seguo. Nuovo QG attivo. Tira dai. Attaccano! Grappolo alleato in arrivo. Attorno. Qua. Devo ricaricare! Guarda, no. Prendiamo il quartier generale. Che cazzo, perché non c'è già no? Quartier generale al sicuro. Resistete il più possibile. Devo ricaricare. Rinforzi in arrivo. 10 secondi, pronti a muoversi. Nemico, incroci. Ti seguo. Andate al prossimo QG. Ma così. E qua come così. Tanto. Sistema troppi in uso. Sono con te. Figlio di puttana.
generale Guarda. attivo, all'attacco. Prendiamo il quartier generale. Radar personale nemico in volo. Il quartier generale è nostro. Rinforzi. Esatto. Ah, i proiettili. Ma io tutto da dentro sono anche Possiamo cane. mandare ancora rinforzi. Aspetta la prossima ondata. Radar personale nemico in volo. Quartier generale conteso. Il nemico disattiva il nostro quartier generale. Au! Sistema troppi in uso. Quartier generale disattivato, preparatevi. 10 secondi, pronti a muoversi. Nemico, hotel. Andate al prossimo. Pari, ricarico! Ah. Sistema troppi in uso. Nemico, piccolo turretto. Bersaglio a terra! UAV alleato in zona, sorvolo avviato. Tare. Nemico a terra! Nemico Devo vicino alla ricaricare! Quartier generale attivo, nemico al QG, intervenire. Quartier generale conteso. Stiamo catturando il risultato. Oh, piace. Hanno preso il QG. Eccoci. UAV alleato in zona. Approvvigionamento alleato in arrivo. Radar personale nemico in volo. Olle, olle. Attacco a grappolo alleato in arrivo. Lancio una granata! Quartier generale disattivato, preparato. Pronti, pronti a muovere. Ricarico! Radar Nemico, personale nemico in ristorante. volo. Nuovo QG attivo, andiamo. Sistema troppi in uso. Ah, perché devi fare i proiettili? Approvvigionamento alleato in arrivo. Nuovo QG, intervenire. Oh, boom. 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 Nemico ha catturato il QG. Attacco a Oh, grappolo QG, nemico. vediamo. Al riparo. Dopo la partita. Sistema troppi in uso. Come Minuto QG. Stiamo finendo il tempo. Forza. Entra come QG. Buttano solo. UAV nemico in volo. Vabbè, ma QG è... Abbiamo preso il QG. Ti seguo. Radar personale nemico in volo. Il QG sta per muoversi, pronti? Vedono tutto come QG, siamo andati a merda. Ti seguo. Nuovo QG Guarda, attivo, sono- andiamo.
magazzino. Mi sto dando a Nemico colpire. Secondo messaggio. Li seguo. Hanno preso il QG. Torretta scudo alleata schierata. Raga, attenzionati al volo. Lancio una granata! Missione annullata. Raggrupparsi. Sistema troppi in uso. Quando ne fai una bella partita UFC deve essere in gioco. Qua, vediamo sto dai. Pam, 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 pam. Minchia, vai. Meglio siete. Ecco il pacco. Minchia. Ma cazzo si è collegato il joystick? La minchia. Tana di... Faride. Acqua con camione. EA Sports. It's in Su the di game. roba. A me magico backup.
chance, I'ma give another chance to you. Ooh. If I make another wish, I'll wish for a wish for you. For you? Hey. 1, 2. ECAD, you heard of these lads? It's the myth, how we made a grip, never rode truly the Cadillac. I had to contract L's on a quick. Stick 'em up, slick, talking no tricks. It's the funniest shit. Finally, the money up and print on the kid, and the planet hit skids. Living in a valley of flames, like I win. Skyline ablaze, and a Bob Ross pick. You don't want to acknowledge I'm raw, give a shit, never nine. You can talk to me fun when I'm gone. Bad news band along with big claws, trying to hold the whole lives in his paws and applaud. Swear to goddamn, the whole city odd, make a romance hard. We got scars for hearts, shit for eyes, baby. Living in a one chance life, so I stick to the art. Oh my god, I'm ultra mad. Cash it back, running through dead zone, hope it don't crash. Tennis off, bring it up fast. Be alone, I'ma home what I can and then dash. Y'all got another planet on stash. Far from the fact that the flames of our trash. That is not still, it is ash. And you gotta know the past, gotta rap. It's a lover gone mad, but I promise. Baby, if I had another chance, I'ma give another chance to you. Ooh. If I make another wish, I'll wish for a wish for you. You. Woo. Put the brass on the magic lamps, damn near rub through. Spit wish after wish after wish after wish, and the chances are that none are coming true. Amazing, ain't it, how we made it and didn't fake it. Life's a disguise, the truth is butt naked. Used to be a time I see it and I say it. Now I understand that woke folks is playing. Ain't no revolution, it's televised and digitized. You been hypnotized and Twitterized by silly guys. Cues to the evening news, make sure you ill-advised. Got you celebrating the generators of genocide. Any good deed is pummel, punished, and penalized. Rulers of the world is sliced it up like a dinner pie. Race in a nation told you to identify. They take false pride and warfare incentivized. That me and my tribe, we on the ill vibe. We accept the role of the villains cause we've been villainized. Stomp to the dirt of the earth, we still will arise. Perché? The final black.
Cyborg. It's time. Mamma mia. Andiamo in macello di tempo che non gioco. Già si sta beccando già. Bella, 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 bella. Ho fatto una scavata spacchiosa. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Ah, che faccio, mi stai mingiate. Oh, scuro. Mi mingiate che faccio. Ai, ma tu c'ho a destra. Ah, va, tutta scoperta, non la pigli, vai. Dai. Piaciuto che sa. Ah, sapiglio. Ah, sapiglio. Oh, ma. Ah, se cavo. Na casa, va. Boom. Dracula. Vabbè. Lascio montare questi cazzi di joystick. Poi faccio un casino, ci sputiamo a meno. Poi faccio un casino, Ciao. Bello. Vai. Buono, buono scambio. Ah no, coglione. Ai ai.
When the moon shines down on banda like a monster. Ya se está acabando, boca en hueso. Winner by knockout. Fodeu. Netflix, meglio che lo Brett. La biondona. It is a women's bantamweight showdown between Amanda Nunes and Holly Holm. You ready? You ready? All right, here we go. As big a women's fight as we can put on paper, it shall be done here. Amanda Nunes versus Holly Holm. This fight is mandatory. Holly Holm, a multiple-time boxing world champion, UFC champion, one of the greatest combat athletes of all time, fights Amanda Nunes, who is the first female two-division champion in UFC history. Ah, perché stai sbagliando sta cosa? Ah, come cazzo stai giocando? They're certainly getting after it early. Holm going with the kick to the body, but unable to find the range. Beautiful body kick. Oh, big knee. Big punch. Ah, vai, ah. All right, so Amanda Nunes, Adesso che magari che so io. as usual, really as well-rounded a fighter as we have in the men's or the women's game here in 2020. Yeah, regardless of Adesso è gender, bella magari. regardless of gender, Amanda Nunes stands up the best in pound for pound in the entire UFC. So just over 20 total strikes for Holly Holm. Oh man, does she have the jab working tonight? Beautifully done on that exchange. She's got it going, and it's so fast, so accurate. She Ma really ja, ci sfasciavo guarda. Però ancora agito, ancora agito. Oh! Che si è cansato. Oh no, fece foot. Non fece foot. Non fece foot. 2 minutes now to go in the round. Back to the feet now. Cazzo, questa sa fare Uddanai, sa fare. Oh, that was nice, John. That was nice. What a takedown attempt. 90 seconds to go in the opening round. Well, she continues to leave that head open, and she paid for it there. She's almost moving into the strike. She hasn't changed up her tempo, and she continues to keep her head on that center line. We'll see if she can make the proper adjustments here. Mixes it up nicely in terms of staying heavy and also staying active. Just misses there with the left. Big liver kick lands under the elbow. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Vai, vai, vai. Where she is right now, after taking such a massive hit.
Buono, buono quel non guignavo l'ultimo. Ciao, ciao Paolo. And she found the moment where it landed. Per un vero, ma cagato. Massacrata è stato, gioia mia. All right, so a lot of strike absorption by her in that previous round. She got stunned on the feet, but survives to see another round. Talk us through the replay, man. You look at the action here. They're going. Ah, ma compare Brett, cioè, sicuro che voglio giocare. Vai, vai, appena finisce sta partita. Fammelo ammazzare. Non esageriamo, che va, quando ci stiamo non bastardi, vabbè. Ora il punto corpo a merda, capito? Ai. So che... She still stands. ma fottevo. Oh. Can't take pictures. Toma, dove qui ora. Well, she's able to get up, but she is officially on wobbly legs. Ma chi? Raga, so gioia. Ah, bella, brava. Era quasi morta. Brava Dog. La città non è magica. No. Brutto perché ho il joystick che non mi funziona e mi resta bloccato. E che fa? Non mi gira buono. Non mi gira buono il joystick. Vaffanculo. Non mi gira buono la luce a 60 Cristo. Cavolo, che cazzato. Clearly she had an opening and she closed the show pretty effectively there. That is one of the bigger wins of her UFC career. Mi tocca capirlo. Fa uno scatto, che non ne ho visto a fare. Devo che se non ne caga troppo assai. Oh. Sì. Porco Dio, sì. Porco Dio, che cazzo stai fanno? Perché joystick in merda. Tocca capire. Tu su tutto questo difetto, ma tocca capire tutte. Oddio. Faccio magari io che warm up. Cazzo di difetti di merda. No, che cazzo è sto battaglia blitz, ne esci? No, non partecipo a un cazzo.
Bracci coschi. Bracci coschi, vai. All right, coming up next, it's a light heavyweight matchup between Jan Błachowicz and Ronaldo Souza. Oh, non lo fa un crack. Angolo. You ready? You ready? Let's go, fight. Round one. Oh, really using his reach advantage there with that land, DC. Beautiful strike. Nice boxing there by Jacare Souza. His boxing coach, James Taylor. Oh, no, ma dai. Now we'll see if he Pagata transitions CG. to the takedown. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice kick landed by this guy. Timing his shot. Cazzo fa? Bracci coschi. Oh, he might be Non stai capendo che stai facendo io. Oh, non stai capendo. Ooh, head kick lands, he's hurt. Oh, wow, those leg kicks are already taking effect. Ecco questa parata. He blocks the punch. Błachowicz gets touched by that kick to the body. Oh, and he Ai. tags him with the straight, beautifully placed there by Jacare Souza. Oh, ho detto sopra, si sembra, che cazzo è? Very tricky. Ecco, dai, con la testa. That uppercut landed for him. So just over 20 total strikes have landed for Jacare Souza. Well, it's one thing to have length, it's another Ecco, dobbiamo andare. and he does it as well as anyone. Nice kick there by Jacare Souza there. Oh, big left Bello. hand there. Sono buccato. Great shot lands. Now he's got to go find that power with him. The Sono kill buccato. is what they call it to go and end the fight. Now trying to Oh get no, the di speed nuovo. on No, this questo è un out, questo è un out, questo è un out. Da questo possiamo uscire, anche se... The Kimura is not the arm. It's the shoulder pressure that usually makes you tap. He might get a finish here. non finisce proprio un cazzo. And he's out. Non finisce, non si gioca. How about the speed on that reversal there? I mean, I know you can get out of some bad spots, but not with that type of speed. You cannot allow him to get leverage on the bottom. Ah, no, 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 no. Now he's Okay. on top of him looking for the finish. Oh, working hard to get back up again. Stiamo in under, ragazzi. Sta giocando buonetto comunque. Oh, What a fantastic strike to throw at the exact Ah, perché non mi esce un gancio che giusto la finta? and we got a fight on our hands. Wow. He's rocked. Ai. Wow. Ammazzo. Round two straight ahead. All right, that's the end of 5 minutes. That's the end of the round. You see the cut on his lip, and that thing is only getting worse. Pretty nasty gash at this point in time. You know he's going to need some sutures after the fact. The focus right now, though, keeping his head in the game. Don't think about the cut. You got to think about getting your offense going and shoring up that defense to prevent that cut from getting any worse. All right, so there's the end of the round, and the tide has officially turned. A huge head strike to stun his opponent. We'll see which corner can adjust here moving forward. I mean, they've got to be celebrating. They've got to be happy. Everything's working. But the other side has to be concerned. They have to figure something out, make some sort of adjustment to try to change the tide of this fight. Second round underway. Ah, che sei esperto. Che sei esperto. Esperto proprio, espertissimo.
Te ponevo o jogo e si merda abusivo. Si imbroglia, sì, si imbroglione. Che facciamo, compare? Dove sta la casa? Ciuberuga. Burn down my house and build it up again. I burn it down twice just for the fun of it. So much money I don't know what to do with it. Don't pick up my phone, ain't knowing what the time. I got me one gun and an alibi. So much love that the whole thing feel like a lie. Don't need nobody. So che mi badde. So che mi badde. Ah, se questa è la casa che però. Don't need nobody. Don't need nobody. Cazzo è? Ain't got shit on me. All night when I'm rolling dirty. How many times you dirty, but I'm chosen, so I'm rolling. With 11 on my clothes, it's on a mission to get rich like Danny Ocean. How we rolling? This my apparatus. These people want me in the casket till I'm rolling. I heard heaven got a place for me there, but I don't know if I'm going on. No Sequoia running from a paranoia. Hollywood want me to come and live and die in California. I ain't going. I wanna enjoy all of the spoils. I'm a golden boy like Oscar De La Hoya. I'm a soldier. Dressed up like it's the end of October. Blowing Doja in the streets with Manny Fresh down in the Noya. I done told you. When it comes to beef and I ain't keep you snakes closer. I can spy a motive. Y'all can try and clone us. Get them lies quoted. None of my opponents. Hold their eyes open. Rip out their hearts and let them all die soulless. It's step, ride of music. East side. It's step, ride of music. It's step, ride of music. E perché sto catarro che. Vai, tu non è che te ne faceste uno match, te ne faceste due minimo. Cazzo sta fanno? On my clothes, it's on a mission to get rich like Danny Ocean. How we all through traffic with this mob apparatus. These people want me in the casket, still I'm rolling. I heard heaven got a place for me there, but I don't know if I'm going on. I heard them say they want the old gunner. Am I still turn coyotes into road runners? Family, I don't need ass with no brothers. It ain't no love when you become a man with no mother. That's what it was. I used to get my ass beat just because I ran away and hit the trap. They couldn't make me budge. Junior year, my homie selling crack right off the bus. Knew that I wasn't turning back when I got cup charged. It's the territory. Y'all don't want to march. Cemetery full of graves. I can finish what you start. Lost a milli when they sued me for a fight inside a bar. Pussies think of me every time that you see the scars. The step, ride of music. The step, ride of music. East side. The step, ride of music. The step, ride of music. E perché sto catarro che. Dirty. How many times you gon' play with death before you 30? But I'm chosen, so I'm rolling. Traffic with this mob apparatus. These people want
It's a lightweight bout between Tony Ferguson and Edson Barboza. Ready. Veduto figură. Ja Messi. Well, there are a lot of dream matchups in this lightweight division, and you can count this one among them. Barboza versus Ferguson here tonight. The first meeting went to Tony by way of the dust. Yes, this was a fantastic fight. It was nasty. The beating that Tony Ferguson had to take from Edson Barboza to secure that victory was unbelievable to watch. The toughness that he showed is going to be hard to match. If he has to go through that again, Wow. Da se baš te kako dođete sa gosta. Oh, he might be out. All right, stacked guard here, DC. The feet are on the hips. What does that mean? I mean that he's out. Wow. Wow. Herb Dean steps in. Oh my goodness, what a performance! Yeah, we're just getting going, and now the fight's over, but excellent striking technique to land that shot and ultimately finish the fight here in the first. You've heard us say it before, but sometimes when you catch a guy cold before he's had a chance to get going in the fight, it can have a bigger effect. It certainly did here tonight. All right, with that, the official decision, Khabib ma nada. Mux temmi Khabib. Ah, te pasciuta. Intanto il deck ad aiuta. coming up next, it's a lightweight bout between Tony Ferguson and Edson Barboza. Ready? You ready? All right, here we go. Round one. How good is this? I'm going to try not to cuss. Edson Barboza, Tony Ferguson. And I got to think if you're Edson, there was a lot of good in that first meeting that you can build upon here. Yes, but he has to pace himself. The first fight, he thought he was getting Tony Ferguson out there. But if Tony Ferguson has anything, it's unbelievable durability and toughness, and he's not going anywhere. So if Edson can get the damage off, just stay a little patient so he doesn't completely exhaust himself going into the second round. All right, so a nice job there defensively to raise the guard and prevent any damage. Those hands never leave where they're supposed to be, and if you do that, bello. you will block the shot that's incoming. Effective strike there by Edson Jr. Barboza. Come. And he landed the right hand there. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice kick landed by the gentleman. Bravo. Oh, straight right. Just out of range with that strike. Over and over, he landed a big body kick. Bello. Oh, slips to avoid the right. Beautiful strike. So just over 20 total strikes. And now landed for Edson Jr. Barboza. Look at him chopping the wood. Chop the wood with those leg kicks. Oh!
Big left hook there. Yeah, he mixed it all up. Oh, that was a really nice takedown. Well, there are few things more fun to watch in mixed martial arts than these type of transitions and scrambles on the ground. High-level grappling can really be entertaining. Both fighters back to their feet now. Oh, now he's got the Thai plum, Daniel. If you're on the other side, what are you trying to do to get out of this potentially dangerous position? You got to start digging your shoulder to a side and then trying to shove an underhook. You cannot bend down to try to get out of Muay Thai clinch. All right, 45 seconds now to go in the round. Oh, massive head kick there. We'll see if he can finish. Both guys landing at a pretty decent clip. Wow! Bellissimo! No, peccato però. Peccato, peccato. Man, isn't it fun to watch this dude work on the mat? Vai! Vai! Come ce n'è? Slip. Wow, an unbelievable result here tonight. Just before the end of that round, a huge shot that drops his opponent and ultimately spells the end of the fight. Referee jumps in there furiously to stop the fight. That is a crazy, crazy knockout just at the end of the round. We get the official decision with Bruce Buffer. Reviviamo. Hoje ripa ma fare vero. Hanno arriare. Boh, bellissimo, bellissimo. Esce, 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 facciamo compagno di sparring. Con Bore. Big boy, no. Adesso mi stai già vai. Fammi ok. Ah, poi da che spawna una giovane. San vieja. It is a welterweight matchup between Tony Ferguson and George Rush St. Pierre.